Il Covid non ha arrestato l'attività trapiantologica in azienda ospedaliera a Padova. Gli atti di trapianto sono stati intensi in tutto il 2021, svincolati dalla pandemia nel loro andamento e hanno subito una riduzione solo del 20%. L'anno scorso a Padova sono stati eseguiti 424 trapianti, la maggior parte di fegato e rene. Il 2021 è stato anche l'anno in cui è stato registrato un record di donatori nell'azienda di via Giustiniani, ben 47, un livello mai raggiunto. Noi abbiamo mediamente più di 1200 persone in lista d'attesa che aspettano un organo e queste persone hanno bisogno di una risposta indipendentemente dalla pandemia, e questo è quello che è stato fatto e che è stato fatto anche in questa azienda. Di queste 1200 persone che aspettano un organo in regione, più del 50% sono iscritte in lista d'attesa in questa azienda. Allora, le tempistiche variano in base alla tipologia di organo. Considerate, per esempio, vi faccio l'esempio del trapianto di cuore, che un paziente in una condizione di lista d'attesa ma non di gravità assoluta può aspettare anche 2-3 anni, ma addirittura nel caso del trapianto di rene ci possono essere situazioni di attesa che si prolungano per 4, 5, 6 anni. Questo ancora una volta deve far capire a tutti quanti noi l'importanza del dono, perché è proprio solamente il dono che può sbloccare questo tempo. L'orizzonte trapianti si evolve con nuove tecnologie e nuove tecniche. Proprio Padova al centro di un trapianto di polmone da donatore da morte cardiaca. Quando si ferma il cuore si ferma anche la circolazione, quindi l'organo in qualche modo si deteriora. Nel caso del polmone, anche in situazioni di emergenza, pur con un cuore fermo, se noi continuiamo a immettere aria nei polmoni con una semplice ventilazione, cioè con un tubo nella trachea, quel polmone può essere tenuto in vita, ed è quello che abbiamo fatto. Questo organo poi viene messo all'interno di una macchina che è una sorta di macchina che riproduce la situazione dell'uomo, quindi viene fatto circolare del sangue, viene ventilato in questa macchina e quindi noi possiamo valutare se questo polmone è buono. Una volta accertato che il polmone è buono, cosa che è stata fatta in questo paziente, è stato trapiantato. Il paziente, nonostante fosse un retrapianto, quindi un intervento un po' più complesso, è riuscito a avere un decorso regolarissimo, dopo 2 giorni è stato estubato e dopo 25 giorni è a casa. Padova punta a creare un centro nazionale per la riparazione degli organi trapiantati.